Regenesis è un ciclo di mostre del movimento Arte Etica ed è ispirato alla Genesi biblica, perché in un momento come questo era molto importante avere la forza di ripartire con l'idea di rigenerare una situazione e un movimento che nel mondo sta cambiando. In questa mostra, dedicata al primo giorno della Genesi biblica, ossia quello della creazione della luce e del buio, il titolo che abbiamo dato è Oltre le tenebre, perché l'idea di superare il buio è quello che anima gli artisti che in questa mostra sono coinvolti, che sono Marco Gradi e Julia Bornefeld. Partiamo dalle opere di Marco Gradi, perché quello che è interessante è capire come il senso di colpa di un qualcosa che ha afflitto l'umanità ha spinto Marco a lavorare in opere come queste. Dopo aver visto un gravissimo disastro in Galizia, dove una petroliera aveva rovinato completamente un ambiente bellissimo, ha pensato che fosse molto meglio immaginarsi che i combustibili fossili, le catramine, i catrami, stessero su delle opere d'arte invece che finire nell'ambiente. Ecco perché in qualche modo questo tipo di opere sono etiche e sulle sue opere troveremo tantissimi di questi combustibili fossili: catrami, carboni, flapping. Invece Julia Bornefeld, artista tedesca che ha vissuto i drammi che hanno sconvolto l'umanità nel secolo scorso, tra cui anche un'eredità che arriva dalla seconda guerra mondiale, sente su di sé un altro senso di colpa, quello in qualche modo di riscattare ciò che il suo popolo, il popolo tedesco, ha avuto nell'anima come macchia con le cattiverie che si sono perpetrate durante la seconda guerra mondiale, di cui lei non ha nessuna colpa, però ha sentito la forza, la voglia e l'esigenza di riscattarle andando alla ricerca di cambiamenti dei materiali che sono una metafora del cambiamento delle persone. Ecco perché l'uso delle ruggini con procedimenti chimici che cambiano le opere facendole rivivere una nuova vita, oppure, come succede nelle opere alle mie spalle del Morphic Fields, vedere come l'inchiostro sulla tela cambia, evolve e crea qualcosa di nuovo.